A Padova, non molto lontano da Porta Savonarola, si trova la casa del pittore, ceramista e incisore Renzo Bussotti, nato a Firenze il 16 dicembre 1925 e deceduto a Padova il 21 luglio 2017. La particolarità della casa, come si può notare, è quella di essere ricoperta nella parte inferiore di ceramiche d'arte, con una maggiolone Volkswagen di 60 anni fa che completa l'allestimento artistico. Renzo Bussotti, nipote del famoso pittore padovano Tono Zancanaro, è stato una figura di rilievo nel mondo dell'arte figurativa. Nel 1947 ha partecipato a numerose mostre collettive e la sua prima mostra personale è stata a Milano nel 1956. In seguito a Filadelfia e Buenos Aires, a Padova nel 1991, a Pisa nel 1992. Sue opere sono presenti soprattutto a Padova. La sua casa e la sua testimonianza artistica sono quindi da salvaguardare.